Perché ci sono diversi modi di suonare? Io parlo della chitarra perché sono un chitarrista, ma ce ne sono anche altri, no? Per altri strumenti. Perché ognuno di noi è portato ad avere un talento per un'abilità unica. Cosa voglio dire? Non tutti possono fare questa cosa, ad esempio, no? Indice medio, guardate. Se dobbiamo velocizzare. Indice medio, indice medio. Magari uno ha un po' di difficoltà a fare questa cosa e quindi può utilizzare il pollice e l'indice. Vedete? Pollice medio. Ho preso un esempio stupido, eh? Però per farvi capire che non è che se io non so fare il solo di Mark Knopfler esattamente come lo fa lui con pollice e indice, non è che se non so fare l'assolo con la sua tecnica pollice e indice, io non so suonare, non so fare quell'assolo, no, perché magari uno ha difficoltà a muovere le dita, no? Ognuno di noi ha, insomma, delle piccole, delle caratteristiche nostre, no? Uno può suonare, vedete il chitarrista, come si chiama quello siciliano? Non mi viene in mente. Insomma, quello velocissimo, che suona con le dita, ma in modo strano, no? Ognuno c'ha la propria tecnica, cavolo, non mi viene in mente. Noi possiamo fare il solo di Mark Knopfler, magari col plettro, no? Ad esempio, possiamo farlo, uno è più portato a farlo col plettro, fa le stesse note, però insomma, così, no? Tipo, a me è difficile andare a quella velocità, però se uno si esercita, ok? Perché se uno è abituato a suonare col plettro, non è abituato a suonare con le dita, fa molta difficoltà, ok? Oppure lo puoi fare solo con un dito, è difficile, però come se fosse il dito, il plettro, no? Il famoso flat picking. Via. Oppure tipo sweep picking, sempre con un dito. Perché uno magari non è abituato a fare così. Ovviamente Mark Knopfler è cresciuto con quello stile, farà sempre quello stile, quello con le dita, come un po' sono cresciuto anch'io. Io sono cresciuto con la musica di Mark Knopfler, Eric Clapton, Pino Daniele, vabbè, insomma, tutta gente che suonava spesso con le dita, no? Poi vengo dal classico, insomma, quella tecnica di... niente, questo era giusto per farvi capire di non impuntarvi su non so fare questo, quello che non so fare. Io non so fare miliardi di cose. Sull'elettrica io l'ho suonata per anni e anni. Sì, mi piace così, però tante tecniche non mi... È inutile che ci provo, non mi vengono fuori, cioè non ci sta. Quindi perché devo farle? Non le faccio, ne faccio altre, che magari qualcuno non sa fare le mie tecniche, avete capito?